Si sono aperti i cancelli del nuovo parcheggio Pace Bis nell'area ex Ifis incastrata tra la stazione via Tommaseo e via Gozzi. Sono disponibili per tutto il periodo natalizio fino al 31 gennaio 250 nuovi posti auto a pagamento. I tecnici di APS Parcheggi in queste ore stanno finendo di sistemare la zona, che è già stata ricoperta di ghiaino per evitare la formazione di fango in caso di pioggia. La sosta costa 70 centesimi. L'area del Park Pace rimane aperta tutti i giorni dalle 8 alle 24 ed è stata fortemente voluta dall'amministrazione per potenziare i parcheggi durante le festività natalizie. È la stessa distanza che c'è dalla Prandina al centro, ha spiegato il vice sindaco Lorenzoni in risposta alle richieste dell'associazione ACC dei commercianti del centro che volevano più parcheggi. Intanto proprio a Natale Padova punterà sull'arte e la cultura con tante iniziative pensate per attirare non solo i padovani ma anche i tanti turisti. I residenti del comune di Padova e provincia, gli studenti iscritti all'Università di Padova e gli aderenti al progetto Erasmus avranno la possibilità di entrare gratuitamente per tutto dicembre e fino al 6 gennaio a Palazzo della Ragione, al Museo Eremittani, esclusa la Cappella degli Scrovegni, a Palazzo Zuckerman e al Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea e allo Stabilimento Pedrocchi. Il biglietto d'ingresso a questi siti, gratuito o a pagamento, permetterà inoltre di accedere a prezzo ridotto di 12 euro alla mostra L'Egitto di Belzoni al Centro Culturale San Gaetano Altinate. Dal 2020, inoltre, ha annunciato l'assessore alla cultura Andrea Colasio, partirà l'iniziativa Musei Gratis ogni prima domenica del mese.